Se gli italiani fossero quelli di 150 anni fa, probabilmente comunicherebbero ancora così. Rai, Fratelli d'Italia. Ma guarda te che mangat prepotente. Se la ciappan con le lingue più semplicemente. Guardi che lei offende un'istituzione, eh? Istituzione, o mia istituzione, col chi è un laureato malmostoso. Andai in giù l'idea che sbat via più 7.000 anni da storia e patrimonio linguistico al sia un segno al progresso. A mia, al progresso, la vita sia della gente che della sua lingua e cultura di loro. Mia la morte. La morte, al parole un progresso. Ma guardi che la morte è una cosa naturale. La morte la sarà anche una roba naturale, ma mia qua anche venire il far morire apposta. Ma guardi che sono i parlanti stessi ad abbandonare le lingue locali, di loro spontanea volontà. Ah, tamla che un bella di la storia. I fatti dal tut per te in nostra lingua e dalla scuola e dalle istituzioni. E quando in parlinti mass media, le sempre per dire che ien parla da ciuc e da osteria. E con ciò? E allora? E allora gli tira via la terra da sotto i pe a sti poveri lingue. Gli tira via la voglia da viv. Le come se mi a zeri su dentro in un spassacà scuro e fregge e senza dat da pacià. Poi, quando ti tiri calzet o che ti treso dal pugio per la disperazione, a venire di che la morte è una roba naturale. Ma guardi... Ma vasco al mar va, con più secchi studian e con più secchi vengono ignoranti.